Capricci della sovrintendente ai beni culturali a parte, i Pink Floyd scriveranno domani sera sulla Laguna un altro capitolo della loro straordinaria vicenda artistica. Alle 21:30 Rai 1 trasmetterà in diretta da Venezia quello che può essere definito un grande evento culturale e spettacolare. Un concerto rock che diventerà un atto d'amore per una delle più belle città del mondo. E pensare che c'è ancora qualcuno che crede che il rock sia musica per giovani vandali o fastidioso rumore da consumare in fretta. Il concerto dei Pink Floyd a Venezia è un evento unico e memorabile per molteplici motivi. Uno di questi è la coincidenza fra le date del concerto e della festa del Redentore. Due spettacoli straordinari, insieme, in un teatro naturale per il quale è difficile trovare aggettivi, in quanto anch'esso è di per sé uno spettacolo. La Laguna di Venezia davanti a Piazza San Marco. La festa del Redentore è la più antica e la più importante delle feste veneziane. È una sagra popolare che ricorda la fine della terribile epidemia di peste che ha flagellato Venezia dal 1575 al 1578. Per celebrare tale evento venne eretta una chiesa disegnata dal Palladio sull'isola della Giudecca, raggiungibile tramite un ponte di barche lungo 320 metri. Successivamente furono aggiunti alla festa spettacolari fuochi d'artificio che ancora oggi la cittadinanza ammira dalle barche, celebrando la ricorrenza con cibi e vini. Il 15 luglio si aggiunge il concerto dei Pink Floyd che Fran Tomasi sognava di realizzare in mezzo alla laguna, ancorando una piattaforma galleggiante. Questo era sempre rimasto un sogno, ma incoraggiato dagli stessi Pink Floyd, Fran Tomasi ne ha sondato la fattibilità. La Sacis e Rai 1 hanno abbracciato l'iniziativa e solo grazie agli sforzi intesi a costituire un pool televisivo europeo e poi internazionale, capace di raggruppare un numero enorme di telespettatori, si è reso possibile l'evento. Cercheremo di valutare a che punto siamo nell'organizzazione, quali sono i pericoli che ancora non completamente sciolti lasciano persino il dubbio che il concerto si possa fare, dico, e non mi pare che sia giusto non dirlo, si deve dire. Si cerca di collegare un grande pubblico di giovani che amano il rock, che sono in Italia e che sono in tutto il mondo. Se voi pensate che il massimo dell'evento è stato fino a pochi anni fa il Festival di Sanremo, voi capite che abbracciare un ventaglio di possibilità culturali come quelle che offre la grande musica internazionale ha creato dei problemi, delle difficoltà superate, ma che non sono state semplici. Un'aggregazione televisiva che al di là dell'Eurovisione o dell'Intervisione è un'aggregazione su un affare, l'affare della grande musica internazionale. Il concerto si svolgerà su una piattaforma, il Mach 3, di 90 metri per 27, destinata ad ospitare il palcoscenico, i generatori di servizio, i servizi e gli uffici.
Tutti quelli coinvolti nell'organizzazione, ovvero l'agenzia di Frantomasi, promoter del concerto, la Sacis, distributore dello show, la Network di Roma e Rai 1, hanno iniziato ad affrontare, ognuno nel suo settore, gli innumerevoli problemi che un'operazione di questo tipo comporta. Esistevano problemi di tutela monumentale per le vibrazioni sonore prodotte dalle basse frequenze, superati da un'analisi scientifica accurata e dalle prove tecniche. L'impianto dei Pink Floyd, montato su tubi innocenti e distribuito ai due lati del palco, dal piano calpestio fino ad un'altezza di 16 metri, è composto di 50 casse pilotate da amplificatori della potenza di 700 watt ciascuno, per un totale complessivo di 70.000 watt. L'impianto, per raggiungere il massimo livello di fedeltà, verrà sfruttato al 50%. L'amplificazione è completata da una serie di 40 diffusori pilotati da altrettanti amplificatori da 700 watt, posti immediatamente dietro il mixer, rivolti a 180 gradi. Questi diffusori sono dotati di una linea speciale di ritardo che elimina gli scompensi dovuti alla distanza dall'impianto principale, in quanto il suono impiega circa un quarto di secondo dalla postazione in oggetto. La diffusione del suono dista dai primi ostacoli architettonici circa 200 metri. Diffondendosi a destra e a sinistra, la pressione sonora che in origine è l'ottimento generale dello spettacolo. Vengono posizionati diversi schermi giganti in punti chiave della città, mentre giungono 16 bilici di produzione dei Pink Floyd con le luci, il suono, i laser, gli effetti speciali e le pedane computerizzate. La Sacis, per quanto riguarda le interconnessioni per la diretta televisiva, ha trovato alleati immediati in Antenne 2, TV Spagna, BBC e la TV tedesca, ai quali si sono aggiunti la Germania orientale, l'Olanda, la Finlandia, la Turchia, il Portogallo, il Belgio, tutta l'America Latina e l'Unione Sovietica indifferita. La festa sta per cominciare e promette di essere esaltante, di saper diffondere un messaggio storico e popolare come quello della ricorrenza del Redentore che, unito al concerto per l'Europa dei Pink Floyd, vuole offrire un messaggio unico, una festa unica, che parte dal mare della laguna di Venezia ed entrerà in ciascuno di noi. Can't keep my mind from the circling skies.